calcio, ben trovati allo stadio Seneto di Agrigento per la sfida tra Akragas e Don Carlo Misilmeri, valida per la 14ª e penultima giornata almeno per il girone di andata. E c'è subito un'opportunità per Simone Brunetti, appena arrivato, anzi appena tornato all'Akragas, la battuta direttamente sulla barriera, poi Garuffo sul fondo, la conclusione di Desiderio Garuffo. Mansur punta Ficarra, tende l'arrivo di Locascio che libera lo spazio, Mansur calcia, Marino in due tempi, ma c'era anche fuori gioco di Semenzin, converge, cambia gioco su Garuffo. Garuffo sistema il pallone, cross al centro Mansur, poi Semenzin e c'è l'uscita di Marino, non riesce a calciare Semenzin verso la porta. Locascio gioca subito su Mansur, ancora per il 2. Locascio, il cross deviato, Pavisic la tocca, Semenzin la gira sul fondo, Mansur passa al centro, Garuffo, lancio di Garuffo, Semenzin è partito alle spalle di Pellegrino, Semenzin, c'è Garuffo, calcio di punizione, parte Garuffo che mette in mezzo, deviazione di Pavisic, palla fuori, 6 uomini della Don Carlo in area, tutto l'Akragas negli ultimi 16 metri, fischia l'arbitro, Concaldi cerca la porta, palla esce, con Elezai che la controlla, quando arriva il secondo pallone, si continua a giocare, Manfred guarda la porta, calcia, attraversa Vincenzo Manfred, molto schiacciata l'Akragas, qui il tacco di Manfred per Concaldi, Concaldi in area, Concaldi in bocca ad Elezai, però bella azione, bella manovra, ancora il duello, Semenzin e Giuliano, ancora una volta alla meglio il numero 7, duello con Giuliano, entra in area Semenzin, mette al centro, secondo palo, Pavisic, grande intervento da parte di Marino che nega il 2-0 all'Akragas con sul pallone c'è Garuffo, fischia l'arbitro, parte la rincorsa di Garuffo, piazza Marino e trova il gol. Batte Elezai, sono 6 minuti di recupero, finisce qui. Akragas batte Don Carlo Misilmeri 2-0, decidono i gol di Semenzin nel primo tempo, di Garuffo sul calcio di rigore nel finale.